chiamo Luca Panarotto. Nei primi anni del 2000 abbiamo creato l'azienda Impan. L'Impan che cosa fa? Fa la trasformazione del legno da tronco a tavole. Le tavole vengono immagazzinate e poi essiccate, pronti per essere venduti ai clienti. L'investimento che abbiamo fatto, come vedete alle mie spalle, ci sono i forni e abbiamo investito tantissimo su questo tipo di macchinario. Questo tipo di macchinario che cosa fa? Intanto ci essicca il legno in maniera più veloce, a costi decisamente inferiori e sa mantenere la qualità del legno perfetta. I fondi del PSR sono stati fondamentali anche perché adesso, avendo questa realtà qua, dobbiamo dire grazie solo a loro. Un grazie a loro perché abbiamo potuto costruire questa realtà che è la nostra azienda come Impan. Io sono Eugenio Cagnoni, sono un dottore forestale e conosco l'azienda Impan ormai dal 2010, occupandomi per loro della certificazione FSC, quindi consulente FSC, e delle domande di contributo, pratiche e contributo che l'azienda ha ottenuto grazie al PSR Veneto. In particolare molto interessante è stato l'investimento del forno essiccatoio sottovuoto che gli permette di ottenere delle tempistiche di essiccazione molto interessanti. Pertanto ho trovato un'azienda che è stata in grado di scommettere sulle proprie capacità, trovando sponda fertile nella regione Veneto per ottenere dei contributi e portare avanti il proprio progetto. Da quando ha conseguito la certificazione, l'azienda parallelamente al mercato del legname tradizionale ha aperto nuovi canali con imprese che necessitano di legname certificato e quindi ha ampliato di fatto il suo mercato.